Farfio. Farfio. Pepe, questo è mio. Cippi, lo portiamo via. No, lo portiamo via. Andiamo, vieni. Dove lo porti? Look of the day. Mi sono messa questo vestitino semplice semplice. Poi sono super abbronzata e quindi ci sta anche bene questo colore. Ciao Jimmy! Ciao Jimmy! Se ne va. È contento di aver mangiato. Buon inizio weekly. Oggi non è lunedì ma è martedì. Sono un po' in ritardo perché non ho avuto voglia. Anzi, non volevo fare questo weekly. Però ho detto vabbè dai, registriamo qualcosa, magari sarà corto, sarà tipo un vlog più che un weekly, anche se lo chiamerò sempre weekly, ma un po' più corto, ecco. Sto meditando se tornare a lavorare nello stesso posto quest'estate, non lo so sinceramente perché sarò ancora con una cooperativa, il che mi mette tanto, cioè, non lo so, se poi anche con quella cooperativa va a finire che non prendo i soldi, è sempre quello il discorso. Io ho sempre paura di non prendere i soldi come adesso e sono ancora senza pagamenti. Dopo faccio una chiamata per quanto riguarda le paghe per capire come mi devo muovere adesso. Allora, sono stata a prendere un po' di sole, si vede, e adesso, visto che Franz viene più tardi a mangiare, l'ho appena saputo, ho appena buttato la pasta. Cioè, vabbè, tempismo proprio, E visto che viene più tardi, ho deciso di pulire casa. Perché è un po' che non passa l'aspirapolvere. Adesso non so se più di una settimana, forse sì. Panna adora quel posto lì. Cioè, lei si fa di quelle dormite lì da tutta la mattina praticamente. Pomeriggio dovrebbe arrivarmi un pacco, cioè la pappa dei gatti. Che sei arrivato? Che sei arrivato, Giuseppe? È arrivato il pacco! È bello! Ecco, tu ci stai giusto. Sono venuta su a prendere il sole alle 5:30 perché ha fatto un temporale oggi che è durato tutto il pomeriggio alla fine e quindi sono stata a casa, ovviamente chiusa in casa, e poi finalmente è uscito il sole e quindi sono venuta qua a prendere un po' di sole. Ancora un po', ma sono stata veramente pochissimo, tipo mezz'ora. Celestino continua a fare i rotoli e qua c'è Dash e niente, adesso è tutto velato di nuovo, per cui mi sono vestita e basta. Celestino, sembri, cioè, Celestino, no, basta. Dash è una coccolona e vuole sempre giocare. Vero Dash? Sì. Ehi Dash? Sì. Celestino! Sì, anche Celestino. Guardate che zecca che ha qua. Sì. Senti. Oh, arriva Sprite. Lei. Sì, Celestino, tante coccole. È pazzo. Ciao Sprite. Che bella. Ehi Sprite, oh, bella sei. Buongiorno, stavo guardando il video di Paola e quindi mi ero lì in bagno perché mi sono anche preparata nel frattempo. E dunque, mi è arrivato un commento stamattina o stanotte, non lo so, è veramente assurdo, ma ho già bloccato la persona, non vi dico neanche cosa mi ha scritto, vabbè. Dunque, non so se mettere la cera in fondo perché mi dà un po' fastidio anche oggi, ma sono qua col caffè latte e ho esattamente un quarto d'ora
più o meno 10 minuti per finire di fare tutto, quindi devo ancora lavare i denti. So che lavarli subito dopo le bevande calde non è il massimo, però mi tocca fare velocemente oggi. Ho messo, oltretutto ho messo lo smalto sui piedi, quindi non so neanche se è asciutto. Quindi sono un po' incasinata. Ho messo questo smalto qua, questo qua rosa. Questo sì mi piace. Sulle mani l'ho messo ieri sera e alla fine ho finito a mezzanotte passata di metterlo, perché ho fatto la doccia, ho fatto la maschera ai capelli, ho fatto un po' di cose, quindi è passato il tempo. Ho preparato il pranzo per oggi, ieri sera, anzi pranzo, cena e ancora un pranzo secondo me, perché c'è tanta roba. E niente, adesso l'ho messo sui piedi lo smalto anche perché volevo andare via in ciabatte, visto che fa caldo e a Belluno fa caldo di sicuro. E sono vestita molto leggera. Purtroppo ho solo questo specchio qua, vabbè adesso ho i piedi con lo smalto e i separadita. Comunque ho i pantaloncini, vediamo se riesco a, ecco, un po' più luce. Pantaloncini, questi qua sono quelli grandi, sono quelli proprio grandi, perché mi stanno larghi e passa un po' d'aria almeno, perché sennò quelli stretti poi mi danno fastidio. So che non sono della mia taglia, ma non importa. Poi ho una canottiera semplicissima bianca e poi ho questa maglietta finissima sopra, queste qua fatte così, solo che dietro è più corta rispetto ad avanti, non capisco il perché. L'etichetta è di là, secondo me hanno sbagliato a mettere l'etichetta e nient'altro. Ho il mio solito bracciale, questo qua, che non metterà mai a fuoco perché adesso ho messo a fuoco me, e basta, orecchini con lo strass. Essenziale per andare via è la bottiglia d'acqua, perché io l'altra volta me l'ero dimenticata, maledetta me che me l'ero dimenticata, e mi prendo anche i pantaloni lunghi perché non si sa mai, e prendo anche una giacchina, questa qui verde leggera, e basta. Questo è tutto per il momento. Devo lavare i denti, ora metto via quello che ho messo, che ho tirato fuori dai mobili, perché faccio un disastro quando devo prepararmi per andare via. Lascio roba ovunque, anche gli smalti li ho lasciati qua, non andrebbero. Eccomi a casa, mi ero ripromessa di filmare, in realtà oggi non ho filmato niente perché mi sono completamente persa anche oggi. E niente, sono passata al Lidl, sono arrivata a casa adesso, ho scaricato la spesa, l'ho trasferita da una macchina all'altra, l'ho scaricata dalla mia macchina e praticamente c'è un'acqua che perde, almeno penso sia solo una, ed è questa. Ecco, adesso fa anche rumore, cioè si vede? Dove c'è la bollicina che si muove? E anche qua ho bagnato praticamente tutto perché c'era la plastica tutta piena d'acqua. È arrivata la bolletta del metano, pensavo fosse un salasso, invece no, cioè un lusso, veramente un lusso. E almeno quella, almeno le bollette spero non arriveranno care, perché questo è veramente giugno, quindi da domani sarà un mese di fuoco per i pagamenti. Ma come sei bello! Dove vai? Oh, qua devo togliere questa coperta, non so se la toglierò adesso, metterò il copriletto quello leggero, perché ormai fa caldo la notte. Intanto questa settimana lascio ancora questa coperta di pile che è tutta da lavare, da pulire con l'aspirapolvere e lavare. E poi sotto questo qua, no? Però voglio proprio togliere queste due coperte e mettere la trapunta estiva e basta, perché ultimamente fa parecchio caldo. Buongiorno, oggi è venerdì, non so se registrerò dopo, per cui aspetto a chiudere il weekly. E qui ho Pepe, qua di fianco che si sta lavando. Pepe, Pepe. Pepe, Pepe. Pepe. Non è normale, non è normale. Panna invece è sulla sedia come sempre e lei piace quel posto. Tra quella e lo sgabello di là nella stanza computer, ormai lei ha i suoi posti fissi. Buongiorno, ho un gran mal di testa, infatti adesso devo mangiare e poi prendere l'occhio. Ieri ho preso un po' di sole, ancora un po', il temporale ha girato praticamente tutto il pomeriggio, però qui ha piovuto una volta, ma pochissimo, poche gocce, e praticamente non ha mai piovuto qua, invece in altre zone qui intorno deve aver fatto veramente tanta pioggia. Oggi ho male tra questi due denti qua, cavolo, ieri avevo male invece a questo,
e oggi non ho più male a quello, ma ho male a questi due qua, quindi ogni giorno ho male a qualche dente. Niente, ho messo su una lavatrice e ho cambiato anche lenzuola. La lavatrice che ho messo su ci sono semplicemente dei tappeti, invece poi dopo faccio quella delle lenzuola. Peppe, vieni dentro da questa finestra, ho paura che si chiuda all'improvviso la finestra e lui cada giù di sotto, che fa un po' di corrente d'aria quelle due insieme. C'è il sole anche oggi, ma ogni giorno inizia col sole e poi dopo pranzo diventa brutto. Stanno arrivando le pecore, le ho sentite ieri, si sente l'odore nell'aria e poi si sentivano proprio ieri, quindi stanno arrivando e se non oggi, domani, insomma, o dopodomani al massimo dovrebbero arrivare qua sotto. Devo fare colazione, penso di farmi un po' di latte come al solito e vi metto qua, ok, e niente. Forse sapete perché ho pagato poco queste tazze, solo €1? Perché hanno il manico storto, sono fatte storte. È sempre una tazza, va bene lo stesso. Oh, mi vedete vestitissima perché io quando mi alzo ho freddo, adesso inizio ad avere caldo e sono sui 20 qualcosa gradi. È diminuita la temperatura, sono 22 gradi in casa, 21. Ma adesso inizio ad avere caldo, piano piano durante la mattinata mi viene caldo. Stanno arrivando le pecore. Ci sono i pastori che stanno mettendo i pali, però voi non li vedete. E quindi io sono la più felice del mondo, mi mettono così allegria le pecore, che poverine sono tutte ammassate nel recinto, ma sono così contenta di avere le pecore sotto casa. Ogni anno ve lo dico e veramente, se vi guardate i vlog che faccio ogni anno, quando ci sono le pecore, io sono la più felice, ma bello bello, mi piace avere le pecore. Comunque sto meditando sul cosa fare adesso. Ho fatto colazione, devo prendere l'occhi e poi non so se accendermi un attimo il computer e fare le anteprime di 2 video. Mi dispiace che, oddio, voi... No, aspetta, oggi che giorno è? Ma dai, io ero convinta che oggi fosse lunedì. No, mi sono scombinata perché ieri era festa e quindi ieri pensavo fosse domenica. Infatti a pranzo gli faccio a Franz, ma perché non metti il solito canale, il solito programma che guardiamo la domenica? E la stessa cosa l'ha pensata lui, invece ieri non era domenica, sicché non lo facevano. Ecco, quindi oggi è sabato. Cavolo, mi ha scombinato tutti i programmi. Vabbè, comunque ecco, voi vedrete il video, seconda parte del video delle creazioni con la resina il 7, mercoledì 7. L'ho dovuto dividere perché era troppo lungo e so che molti non vogliono guardare video lunghi e quindi io cerco di accontentare tutti e quindi ho diviso, ecco. Prima di mettervi la schermata finale, voglio che arrivino le pecore qua sotto e quindi chiuderò con quelle. Ciao e alla prossima settimana!